Allora ragazzi, sono riuscito a fotografare la cometa Neowise. Dopo vi metterò la foto all'interno del video. Voilà! Ciao ragazzi, benvenuti sul Monte Baldo! Voilà, ciao a tutti ragazzi. Allora, questa sera mi trovo sul Monte Baldo. Sono venuto su con due miei amici e l'idea è quella di, innanzitutto venire in questo fantastico posto qua, vedete? E ci siamo portati qualcosa da mangiare per cena e a sacco ovviamente, e dopo se riusciamo facciamo qualche foto alle stelle e alla cometa Neowise, se si vede ancora. Qui sul Monte Baldo dovete sapere che vengono portate qui durante il periodo estivo molte vacche. Difatti adesso non so se riuscite a vedere là sopra, ce ne sono di là. Adesso andiamo vicino a una vacca. Ecco, vedete? Adesso sta mangiando un po' di erba. Allora, in pratica, come vi dicevo, vengono portate qui durante il periodo estivo. Per esempio, io ho un mio parente che porta in alpeggio alcune vacche. In pratica vive in una baita senza elettricità e ha solamente il gas, per esempio, per fare luce, senza telefono, è un po' staccato da tutto, però appunto si trova qui sul Monte Baldo. Adesso questa sera non andremo a visitarla, però magari se ci andiamo quest'estate più avanti vi farò anche un video. E vi stavo dicendo, appunto, porta queste vacche al pascolo, ogni sera, ogni mattina le munge e fa anche il formaggio, cioè fa un formaggio fantastico. Comunque, dopo avervi spiegato un po', diciamo, la situazione che si può trovare qua, vi faccio ammirare il paesaggio. Guardate, là c'è la luna, lì ci sono un po' di boschi e là sopra, da là sopra si riesce a vedere anche il lago di Garda. Allora, in pratica qui con me ci sono lui che è Enrico Tartarotti e lui che è Augusto Veronesi, che numero 24, che l'avete già visto nel video a Pacengo. Allora adesso stiamo andando a vedere una pozza dove bevono le vacche, così ve la mostro anche a voi, e vediamo se magari c'è qualche foto bella da fare. Casomai, come l'altra volta, ve le lascio tutte in descrizione, potete scaricarle e utilizzarle come volete. Ecco ragazzi, siamo arrivati nei pressi del laghetto che vi dicevo, solo che è abbastanza sporco, quindi non so se si riesce a fare qualche foto. Guardate che panorama che c'è da qua su. Allora ragazzi, dovete sapere che i due posti più vicini a casa mia per, diciamo, per andare in montagna sono, tanto fa decollare il drone, e i posti più vicini a casa mia per andare in montagna sono il Monte Baldo e la Lessinia, insomma, in generale. E devo dire che ogni volta che si viene in questi posti qua si sta veramente bene, cioè nel senso c'è tranquillità, pace, e in più sono adatti proprio a fare le foto, in modo particolare al cielo stellato. Durante la notte, dato che appunto non c'è inquinamento luminoso. Adesso stiamo facendo, allora lui sta facendo qualche ripresa col drone
e che è là sopra il laghetto, sperando che non vada giù. Niente, abbiamo visto qui, insomma, il laghetto è un po' sporco, quindi probabilmente foto non riusciamo a farne, e finito qua torniamo diciamo al punto in cui eravamo partiti, che mangiamo qualcosina e dopo proviamo a fare qualche foto alle stelle. Adesso sono le 8:55, c'è abbastanza ancora chiaro e noi ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, adesso stiamo tornando alla macchina perché ci siamo fermati un po' di più del previsto, e adesso appunto andiamo alla macchina e mangiamo e dopo proviamo a fare qualche foto. Adesso sono le 9:34 minuti e ci vediamo dopo. Ok, allora mangiamo qualcosina. Una bella peperonata adesso. Cosa offre la casa? Panino, patate, pollo e frittatina. Vacca boia. Dovessi fare in toppia l'hanno tolto nella... Io voglio un po' di dolcino. Ah, e la peperonata sotto. Bene, adesso stiamo mangiando. Finito qua, andiamo a fare qualche foto. Allora ragazzi, sono riuscito a fotografare la cometa Neowise. Dopo vi metterò la foto all'interno del video. E sono molto contento. E bene, dai, adesso provo a fare qualche altra foto, sempre la cometa, e dopo, se magari tutto va bene, magari faccio anche qualche foto alla Via Lattea che dovrebbe spuntare verso sud. Ok ragazzi, allora la foto al cometa è venuta, la foto alla Via Lattea è venuta anche quella. Niente, adesso sono le 23:46, manca un quarto a mezzanotte insomma, e stiamo per tornare a casa. So che questo è stato un video un po' diverso dal solito, ma spero che vi sia piaciuto comunque. In ogni caso vi lascio le foto da scaricare se volete e ci vediamo alla prossima avventura. Vedere è una puzza che si trova, che detta così fa proprio schifo. Una puzza e qualche vacca.